sembrato giusto dedicare in maniera allargata questi pochi minuti a un momento che è un momento felice per il Maggiore, perché evidentemente assume un incarico prestigioso che va oltre la competenza della compagnia, un momento abbastanza triste per noi perché abbiamo avuto modo di apprezzare le doti del Maggiore Valerio Marra in questi 5 anni. Approfitto per salutarvi tutti quanti e ovviamente ringraziarvi perché l'idea di non limitare il saluto ad una semplice scambio di ultime opinioni tra, come avviene normalmente o avviene in altre amministrazioni, tra il sindaco e uno dei comandanti che viene avvicendato, ma ho pensato che l'incontro di oggi sarebbe stato molto più bello e significativo se fossimo stati un po' tutti assieme, gli assessori che sono qui, che sono tutti quanti, dal vice sindaco, ovviamente c'è l'autorità più alta del Consiglio Comunale che è il Presidente del Consiglio, e poi ci sono dei consiglieri comunali che hanno aderito all'invito, e se mi consente Maggiore, la cosa che mi fa più specie, e questo è forse il termometro dell'apprezzamento della sua azione a Conegliano, è il fatto che stamattina ho detto allora è giusto anche fare un ragionamento con le associazioni d'arma, e vedo che la dunata ha funzionato in maniera straordinaria, perché penso che non manchi nessuno, e quindi questo è un bel segno di riconoscenza nei suoi confronti, ma è anche un segno di vita da parte delle associazioni d'arma. Ovviamente ci sono limitato alle associazioni d'arma, non potevo fare la donata della città. Abbiamo qui con noi ovviamente anche le dirigenze, dal segretario generale ai dirigenti di settore, ovviamente chi porta la divisa, però ricordo che il dirigente è il ragioniere Zorzetto, per quanto riguarda i vigili della polizia municipale c'è il vice comandante, e quindi niente, io mi limiterei a fare queste 2 considerazioni dei 4 anni che abbiamo trascorso, 5 per la verità, 4 in una veste diversa per me e 5 il quinto, così, questo rapporto diretto. Il Maggiore Marra è arrivato 5 anni fa, ormai qui a Conegliano, sostituiva il capitano Mercurio, Faris sostituisce Mercurio, Faris, poi è arrivato il Maggiore Marra, il capitano Marra, e in questi 5 anni penso che tutti quanti abbiano apprezzato le doti di comandante, abbiano apprezzato le doti umane di Valerio, abbiano avuto l'apprezzamento sia per le azioni che i carabinieri, quindi questo mi consente di allargare anche il ringraziamento al lavoro che svolgono i carabinieri, al tenente Volpini, agli altri, al comandante Cuso e agli altri che sono qui che sono presenti sul territorio. Dicevo, in questi 4 anni ovviamente i carabinieri a Conegliano hanno svolto delle attività importanti sotto la guida del capitano maggiore Valerio Marra, hanno condotto una presenza che è decisamente apprezzata dalla gente, perché penso che la divisa dei carabinieri sia la divisa di riferimento, e in questi 5 anni evidentemente le relazioni con la civica amministrazione sono state intense, sia per quanto riguarda i rapporti con il segretario, con il dirigente, con la polizia locale, con l'assessore all'ordine pubblico del periodo precedente, e non posso non ricordare il vice sindaco Paola Mirto, e adesso con me. In questi 5 anni i carabinieri hanno trovato finalmente anche una sistemazione dal punto di vista logistico, credo che questo non sia un dato da poco, perché è una roba che capita circa ogni 100 anni, quindi tutto sommato si ripeterà, non so chi sarà presente la prossima volta. E quindi dico che veramente ci dispiace che l'amico, se posso dire così, Valerio Marra lasci Conegliano. Io rimango con una speranza che nella riorganizzazione dell'Arma, in un riassetto amministrativo dello Stato, ci possa essere effettivamente anche un comando di prestigio da queste parti, e quindi che non possa tornare magari con qualche grado in più. E quindi questo è di auspicio sia per la progressione di carriera sia
anche per il fatto di poterlo rivedere. Però, come capita normalmente per i comandanti e il personale, in maniera particolare per la rotazione veloce dei comandanti che si avvicendano, so che portano di Conegliano una bellissima ricordo che rimane indelebile sia per quanto riguarda l'aspetto professionale e sia anche proprio per il luogo in cui vengono a svolgere la loro attività, per cui sono certo che questo capiterà anche al maggiore Marra, che ovviamente avrà la possibilità adesso, andando in Sicilia, di ritornare, peraltro perché c'è un collegamento diretto con la Sicilia, di tornare in quelle zone che vedono comunque relazioni sistematiche anche tra i presenti. Vedo il maggiore Geronazzo, che mi pare che anche lui abbia qualche radice da quelle parti, però sono sicuro che ce ne sono decisamente molti altri. C'è il vice sindaco Basciano, che insomma, anche lui mi pare che con la Sicilia abbia qualcosa a che fare. Bene, io non voglio tediare oltre, non voglio annoiarvi, proprio con il cuore, Valerio, faccio tanti auguri di buon proseguo per la tua nuova esperienza di comandante territoriale di Gela, di una progressione di carriera che ti meriti. Vedo adesso tra l'altro che i generali di corpo armata e carabinieri hanno aumentato il numero, per cui ci sono anche più speranze. Però comunque diciamo che sicuramente per una persona che ha sposato questa missione e che la sta portando avanti con i sentimenti con cui la stai portando avanti tu, credo che possiamo fare veramente i migliori auspici. Quindi un bel in bocca al lupo per il proseguo, di buona salute, di buone relazioni, di buone copiose soddisfazioni professionali, e speriamo che potremo seguire. Grazie. È difficile sintetizzare 5 anni della mia vita personale e professionale trascorsi qui in questa bellissima perla del Veneto come il Conegliano, ma volevo solo raccontarvi un piccolo episodio. La mia prima occasione pubblica, la mia prima uscita pubblica è stata la presentazione di un libro 5 anni fa qui sotto la loggia del municipio, Ricordi di vita contadina. È un libro scritto da un coneglianese, si chiama Sergio Boscarato, un generale di corpo d'armata dei Carabinieri, cugino del noto Rino Boscarato, che è qui titolare di un esercizio pubblico, e devo dire racconta della vita di una persona che, partendo da carabiniere, alla fine col sacrificio, con lo spirito di servizio, è riuscito, partendo dalle sue origini, cioè dal Campolongo di Conegliano, è riuscito ad arrivare alla grado apicale nell'Arma dei Carabinieri, generale di corpo d'armata, ricoprendo vari incarichi e quindi avendo subito, tra virgolette, facendo diversi trasferimenti e avendo avuto la possibilità, grazie all'Arma dei Carabinieri, di girare per l'Italia e quindi conoscere tantissime persone, conoscere le loro abitudini, i loro cibi, i loro costumi e le loro tradizioni. Questa è una fortuna che mi ha riservato l'Arma dei Carabinieri, comandante generale, perché 5 anni fa, quando scelse me per il comando della compagnia di Conegliano, io non sapevo neanche dove si trovasse sinceramente la città di Conegliano. Poi mi sono documentato pian pianino su internet, sui libri di storia, e poi sono arrivato qua e ho vissuto insieme a mia moglie, che ho sposato l'anno dopo, nel 2009, intensamente questa straordinaria città e i 25 comuni, in particolare di Sinistra Piave, che ricadono nella giurisdizione della compagnia di Conegliano. E non a caso ho lasciato per ultimo, nel giro dei 25 sindaci che ho fatto, delle 25 amministrazioni comunali, appunto la città sede del comando di compagnia. E ringrazio lei, signor Sindaco, per l'attenzione che ha voluto riservare alla mia persona, al mio incarico, ma anche all'Arma dei Carabinieri, per avermi ricevuto in questa sala, in questa prestigiosissima sala, teatro, sede di tantissime manifestazioni, tantissimi convegni. Mi piace ricordarne soprattutto uno, la festa dei 18enni, alla quale ogni anno io ho voluto presenziare, perché ogni anno c'era un gesto significativo, si consegnava la copia della nostra Costituzione repubblicana, un gesto assolutamente importante. Quindi, al di là del dibattito politico, ma sulla vita amministrativa che è necessaria, quindi massima espressione della vita democratica di una società civile. Ringrazio lei, ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale,
tutti gli assessori che ho conosciuto in questi anni e i consiglieri comunali. Ringrazio i comandanti delle forze di polizia locale e anche dello Stato che ho avuto il piacere di conoscere, con i quali ho collaborato intensamente. Ringrazio il segretario comunale, il suo predecessore, i dirigenti comunali che si sono avvicendati nella gestione politico-amministrativa e tecnica della città. Ringrazio tutti i presidenti, i soci e i componenti delle associazioni combattentistiche d'armi, e anche i dirigenti scolastici, gli insegnanti. Io mi sono affacciato anche molto al mondo della scuola e ho continuato in quella che era anche l'opera che poi avevo intrapreso già da comandante della compagnia di Mazzara del Vallo, cioè le conferenze nelle scuole, l'incontro con i ragazzi. Ai ragazzi si davano tantissimi spunti, si davano tantissimi consigli, suggerimenti, ma da loro ho imparato anche tanto, anche attraverso le loro osservazioni, le loro domande molto pertinenti, le loro grandi curiosità. Su questo vi dico in bocca al lupo a voi, perché ne avete tanto bisogno in questo periodo di crisi, in questo periodo anche difficile per la vita del nostro Paese e per la vita anche dei comuni in generale. Viviamo dei periodi di grandissimo cambiamento, un cambiamento anche riguardo la mia persona, perché dopo 5 anni è giusto che l'amministrazione Arma dei Carabinieri abbia deciso, investendo su di me, di spedirmi, di mandarmi, di trasferirmi a comandare il reparto territoriale del genere. E sicuramente il fatto di essere stato promosso alla fine dell'anno precedente, dell'anno solare precedente, è un fatto assolutamente importante e lo devo anche ai collaboratori miei, qui c'è il comandante del nucleo operativo radiomobile, il tenente Volpini, il comandante della stazione dei Carabinieri, il locotenente Walter Ruso, e i tanti comandanti di stazione e di tenenza che io ho avuto alle dipendenze in questi anni, insieme a oltre 150 carabinieri, che hanno collaborato con me con capacità, affidabilità, assoluta professionalità. E devo dire che i risultati che sono stati conseguiti li conoscete tutti, perché io ho cercato sempre di divulgarli anche attraverso l'attenzione che gli organi di informazione hanno voluto riservare al nostro lavoro, perché è importante anche non solo lavorare, ma anche saper comunicare messaggi veri, concreti, ma anche e soprattutto positivi e facilmente riscontrabili e quindi certi, perché la gente sappia, proprio perché la fiducia nelle istituzioni nasce attraverso il nostro lavoro. Se il nostro lavoro viene fatto correttamente e concretamente, noi potremo avere benefici e soprattutto soddisfazioni, non solo personali, ma per tutta quanta la collettività. Io vi auguro veramente a tutti quanti voi in bocca al lupo, lo faccio a lei, signor Sindaco, lo faccio idealmente a tutta la città di Conegliano che ha accolto me e mia moglie. Grazie. E allora mi pare che all'arrivo del maggiore Valerio Mara, che è rimasto formale fino in fondo, io alla fine mi sono concesso un tu, ma penso sia la conseguenza di un rapporto anche di amicizia che è nato nel frattempo. Cosa volevo dire? Sì, stavo dicendo, ovviamente quando è arrivato l'allora capitano Marra fu consegnata la copia degli antichi statuti, sì. Che, insomma, è un modo per fare un salto all'interno della civiltà della nostra comunità del periodo medievale, che però poi si è trasferita generazione in generazione fino a noi. Io mi permetto a questo punto invece di consegnare il nostro crest della città con lo stemma della nostra città, e adesso è così, prossimamente disporremo anche della bandiera, visto che ci è stata autorizzata, penso che fra qualche settimana finalmente avremo anche quella, e quindi spero che questo trovi spazio non tanto nell'ufficio ma anche a casa, perché queste esperienze sono sì esperienze professionali, ma sono anche esperienze umane, sono esperienze che coinvolgono inevitabilmente la famiglia, gli effetti familiari, e rappresentano poi quel bagaglio di cui ognuno di noi si è dotato nei percorsi diversi che nella sua vita ha percorso. Quindi Valerio, consegniamo col cuore questo crest, ricordati di Conegliano, ricordati di tutti noi, sappi che qua hai una grande famiglia di amici che ti vogliono bene. E ci tornerò volentieri.